storia di Sant'Aida è una storia bella ma terribile, di fidi e di eroismo. Sant'Aida aveva 15 anni quando da gran cosa tinta di Tiziana avesse parlato. Cani che soffrono assai, penso, siete. Ora gli manni a saltare tutti vicino alla conga e io comincio a puntare. Ma guarda, non siamo giovani, e come non andiamo, pimumba, io ti sei pimumba. E adesso no stasera, a stasera restiamo insieme. A poi domani, quando è giorno, catando guaccio a scuola, non ne vedi, e manco ne mangiati. Adesso siamo presto tutto qua, ne restiamo, ne allecchiamo e non avremo uscire dalla camparetta. Non avremo mettere su per la vara con tutto scrigni e reliqui. E cominciamo un giro di anno 4, perché ha rotato che Sant'Aida, o 4 è dopo popolo, io 5 è da chiesa. E poi domani mattina hai voglia di sentire più bombato, sta capendo? Forza ora, prendo valente, non puoi dire che a me glielo possiamo Decio, nostro Cesare imperatore ha proclamato un editto. Chiunque si professi cristiano deve essere condannato ad acerba morte se non ritratta e sacrifica gli dei. A questo sì! Da questa parte! Riscondiamolo! Riscondiamolo! Tutti qui! Orso! A questa la cosa, presto! Andiamo! Avendo come testimone del Re immortale il Signore nostro Gesù Cristo, circondato dalle sue legioni di angeli, lo farò sì. Affronterò la morte. Sono pronta. Soldati, prendetelo e portatelo lì! Ai vostri ordini, Falconio! Vieni! Io, da parte mia, Quinziano, non mi vergogno di professare la fede del mio Cristo. Non osare cianciare così, oltraggiosamente, in disprezzo del tuo giudice. Silvano, schiaffeggia questa sfrontata! Poiché è solo mio Dio, è solo. Offro il mio cuore. Oh, troppo noi abbiamo pazientato! Via! Toglietemela dinanzi! Via! Ma ti schiaccerò la testa! A voi! Presto! Denudatela! Sospendetela sull'epuleo! E straziatela! Con i vostri ordini! Così! L'ultima volta abbandona quest'idea. Solo così salverai la vita. Tortura i seni. Poi, dopo averli lungamente tormentati, strappagli del tutto, ma poco a poco, come vuoi, meno consolare.
voluto, Rossore, di strappare in una donna, giacché tu stesso socchiasti nella madre tua. Io sono il suo apostolo e nel nome di lui tu sei risanato. Carnefice, siano sparsi a terra su una fornace cocci aguzzi, e sotto i cocci siano messi carboni ardenti, e questo mi sia rivoltato a corpo, io, portatoio! Buonasera a tutti, grazie.